Assolutamente l'agricoltura al centro, misure infrastrutturali importanti, maggiori finanziamenti per i consorzi di bonifica, maggiori finanziamenti per la protezione del territorio e la prevenzione dei rischi, maggiori finanziamenti per il fondo di rotazione a tasso zero e garanzie, riuscire a reperire delle garanzie della Regione per gli investimenti che gli agricoltori devono fare e purtroppo sono stati magari anche poco supportati dal sistema bancario, quindi oltre a maggiore finanziamenti, un'alleanza più forte e più proficua con gli istituti di credito del territorio. Capitolo giovani è sempre il problema che si ripete anche nel mercato del lavoro, ma in agricoltura forse più che in altri ambiti manca veramente il ricambio perché c'è un'incertezza sul reddito. Sì, il passaggio generazionale nelle aziende agricole è fondamentale, è un tema da affrontare e da affrontare in prospettiva dando la certezza e la prospettiva ai ragazzi che vogliono rimanere in agricoltura, investire il loro tempo in agricoltura, che c'è futuro, e ritengo che questo si debba fare soltanto valorizzando questa attività primaria che, lo ripeto, è proprio l'anima del nostro Veneto e da qui bisogna ripartire per uno sviluppo fondamentale delle nostre attività primarie, pesca e agricoltura.